addirittura per Guadalupo, che adesso gioca con Osvaldo sulla stessa banda. Guadalupo però a prendere il centro, ancora Guadalupo inseguito, va a calciare Guadalupo, palla fuori, il primo tiro è del Camarat con Guadalupo. C'è il calcio di punizione allora per il Partinico Audace, sulla palla Giulio Sanseverino, fischia l'arbitro, parte Sanseverino, rasoterra insidioso, Dolenti la deve bloccare sulla zampata di Mistretta. Osvaldo con la giocata, prova a passare ancora, vince un altro rimpallo, poi va giù con Alfano, si gioca, Raimondi, attenzione, confusione, mano di Pisciotta, poi Pierce con la conclusione fuori, che duella con Di Mercurio, Pisciotta dalla sua zolla, Pisciotta passa in mezzo a due, ancora Pisciotta col dribbling al tiro, Polizzi respinge, poi Guadalupo ad alimentare l'azione, costretto a portare la palla fuori, trifilò al limite, palla ancora dall'altra parte, da destra a sinistra su Mendes, Mendes per Mistretta, liberato Mistretta contro Baio, va a calciare, palla fuori, andrà a rinvio presumibilmente per mandare la sfida ai supplementari, direttore di gara che mette il fischietto in bocca, puntuale anche questa volta, pone fine alla partita, si gioca per altri 30 minuti al Vito Di Marco, non ci fermiamo mai. Ora si può andare con la rimessa in zona d'attacco per il Partinico Audace con Duli, di testa Baio, poi Alfano al limite, Caronia, girata alta, altissima, deve salvarla dal fallo laterale, Guadalupo, aggancio clamoroso di Romana, palla verso l'area, Pierce di testa, Polizzi la blocca lì, la rimessa in avanti, colpo di testa proprio di Martignetti che rimedia al suo errore, poi Pierce commette fallo, giallo per Pierce che era già ammonito e dunque termina in 10 il Camarat, rosso per Pierce, va l'albanese, palla che rimane lì, colpo di testa, poi Alfano, calcia altissimo sopra la traversa, controlla, c'è Guadalupo che si propone, la palla è per lui, Guadalupo con Pereira, Guadalupo col dribbling, Guadalupo, calcia, alto, Guadalupo verso Pereira che fa sponda, attenzione Marchica, davanti a Polizzi, Marchica, il Camarat è ai playoff nazionali di eccellenza, Marchica, 1-0, pallone giocato in avanti, la Vardera in aria, cerca la giocata, poi Macaluso fermato da Di Romana, ma non c'è più tempo, la scalata dei Montanari è finita ed è arrivata alla cima più bella, Camarat 1, Partinico Audace 0, i Montanari sono ai playoff nazionali.